Anche oggi siamo qui insieme alla nostra nutrizionista Giulia Pera. Dottoressa, ben trovata. Allora, una delle mie puntate preferite queste, perché il salmone, devo dire che è uno dei miei piatti preferiti. Si può consumare sicuramente cotto, ma è anche un tipo di pesce largamente consumato anche crudo e anche affumicato, perché c'è differenza fra le due cose. Ci vuole spiegare le diverse proprietà nutritive di queste tipologie di alimento? Sì, il salmone è innanzitutto un pesce molto apprezzato, molto amato ed è ricco di proteine di elevato valore biologico ed è ricco anche di grassi che sono però grassi sani, perché sono omega 3 grassi poliinsaturi. Quindi non fanno ingrassare. Non fanno ingrassare, possiamo mangiarlo anche a chi per esempio fa una dieta, però attenzione alle varie differenze tra i vari tipi di salmone. Per esempio il salmone affumicato che hai appena accennato è molto ricco di sale, proprio perché è stato sottoposto a un meccanismo di affumicatura, quindi attenzione a chi magari ha la pressione alta. Ma dottoressa, invece quel tipo di sale agisce sulla ritenzione idrica anche? Certamente sì, infatti quando consumiamo un pesce in questo modo magari dobbiamo consumare una porzione un po' più piccola rispetto magari alla quantità suggerita per altre tipologie di pesce o per il salmone per esempio fresco. Parliamo della battitura, perché parlando di pesce crudo sicuramente è importante abbattere il pesce crudo, va bene, questo lo sanno tutti, ma lei mi diceva che nonostante il pesce insomma venga abbattuto mantiene ugualmente le stesse proprietà nutritive, giusto? Sì, assolutamente, le proprietà nutrizionali del pesce abbattuto non vengono modificate, quindi possiamo consumarlo tranquillamente senza andare ad alterare le sue proprietà nutrizionali. Dottoressa, grazie per i suoi preziosissimi consigli, ci vediamo la prossima volta. Alla prossima!